Dopo la nostra segnalazione, l'ARPA, la Capitaneria di Porto Empedocle e l'ASP di Agrigento hanno certificato l'inquinamento mediante l'utilizzo del tracciante, la fluorescina, che ha dimostrato come attraverso uno scolmatore di piana posto sulla via Emporium le fogne, invece di andare verso il depuratore di Sant'Anna, finivano nel fiume senza alcuna depurazione. Al di là della gravità dei fatti, afferma Mariamico, vi è da aggiungere che il direttore generale dell'AICA ha dichiarato la propria estraneità, nonostante la perdita sia riconducibile a una condotta da loro gestita. A questo punto l'associazione Mariamico, insieme all'associazione Consumer, hanno chiesto ufficialmente all'AICA di chiarire definitivamente cosa sia realmente successo, in quanto è inaccettabile che vi siano sversamenti incontrollati di tale entità senza che il gestore se ne ravveda e provveda tempestivamente ai sensi di legge. Per l'associazione ricordiamo che AICA deve pertanto ripensare al proprio sistema di controllo e monitoraggio degli impianti, in quanto è inaccettabile che vi siano sversamenti incontrollati, auspicando come la presenza e la piena funzionalità dei sistemi di controllo degli scolmatori anche automatizzati restano in attesa di conoscere le reali cause dello sversamento da noi segnalato del reflue dei non depurati tramite le reti in gestione di AICA.